Dovrei essere contento, perché io non lo sono. Non lo sono per niente, per niente. Non me ne vogliano i tifosi del Perugia, ma noi abbiamo vinto a culo contro una squadra inguardabile che ieri ha dimostrato il motivo per cui è ultima in classifica e noi da un vantaggio di 2 gol siamo riusciti a farci rimontare e rischiavamo di strappare un punto, un solo punto, contro l'ultima in classifica, in vantaggio di 2 gol. Ma non è questo il problema, eh? Non è questo. Il problema è quando tu il primo gol lo trovi grazie al portiere che rimane fermo. Perché sul colpo di testa di Pavoletti del primo gol il portiere nemmeno ci prova, non si butta, guarda la palla entrare e quindi ringraziamolo. Sul secondo gol, occasione fortuita, un gol di rapina, uno di quei gol che mi piacciono, ma anche lì dobbiamo ringraziare il portiere perché si è buttato all'ultimo secondo e dalla parte sbagliata. Perché la Padula ha angolato il piattone e l'ha messa in basso a sinistra. Invece il portiere ha aspettato fino all'ultimo e poi si è buttato leggermente a destra. E poi il terzo gol, imbarazzante. Cioè, Pavoletti ha segnato semplicemente perché il portiere non è riuscito a smanacciarla bene e soprattutto perché il portiere in realtà stava più avanti di quasi 1 metro rispetto alla posizione in cui doveva stare e rispetto a quella che era la traiettoria del tiro di Pavoletti. Non è stato merito di Leonardo. Non osanniamolo per questo. Non cominciamo a credere che tutto questo sia finito. Abbiamo segnato un gol, uno più sculato di un altro. E segniamo sempre grazie a degli episodi. Non siamo noi a costruire delle azioni manovrate, ma segniamo soltanto grazie a degli episodi. Anzi, forse il primo gol poteva essere un'azione manovrata, ma c'è stato molto l'aiuto del portiere del Perugia. Moltissimo. Il problema appunto è quando tu passi con dei gol anche abbastanza fortunosi in vantaggio di 2-0 contro una squadra che non stava sostanzialmente giocando e tu prima gli regali un gol con Capratossi, che a questo punto adesso mi aspetto che stia un mese in panchina. Seguendo il ragionamento, adesso Capratossi si deve fare un mese in panchina perché come se l'è fatto altare, mo se lo deve fare pure Capratossi perché se no non c'ha senso. E poi un errore di Zappa. Zappa che secondo me avrebbe dovuto proseguire un'altra carriera al posto di quella del calcio e probabilmente il suo cognome fa capire anche quale tipo di carriera di quale tipo di carriera sto parlando. Effettivamente sono mani e piedi, braccia, gambe, tutto rubato all'agricoltura. Tutti a dire, ma Zappa, il vero Zappa si vedrà in Serie B. Me coglioni. No, me coglioni, veramente. Meno male. Stavo un pensiero io. Pensa se non si vedeva il vero Zappa. Meglio, meglio. Sarebbe stato meglio. C'è poch'altro da dire. Veramente altro. Cioè, poco, poco. Veramente molto poco. La contestazione è arrivata troppo tardi. Non ha senso farla adesso quando sei, non dico a un passo dal baratro, ma riesci a vederlo bene questo baratro. Non ha senso farla adesso. Sono anni che ci stiamo prendendo merda. Merda. Ce la sta tirando addosso come se non ci fosse un domani.
E noi adesso, a dicembre inoltrato, facciamo la contestazione. A che però? Cosa vogliamo ottenere adesso? E soprattutto quella non è la contestazione che mi immagino, perché se tu la vuoi fare adesso è giusto e legittimo farla, ci mancherebbe, ma non la fai così blanda, non la fai solo con una parte dello stadio, anche se è la parte del tifo più caldo assente e tutto il resto dentro a contestare. No, no, lo stadio non ci entra manco un cristiano, come quando c'era il Covid. A porte chiuse dovremmo sta. A porte chiuse. Nessuno dovrebbe veramente andare allo stadio. E forse lì la contestazione la capiamo e la facciamo capire meglio. Ma così ci fa contenti e coglionati. Anche perché adesso, con il fatto che Liverani ha vinto, il presidentissimo avrà anche qualcosa a cui aggrapparsi per non esonerarlo. Siamo la barzelletta d'Italia. Facciamo ridere. Però a me sta situazione non mi fa ridere per niente, mi fa piagne. Mi fa veramente piagne. Imbarazzante. È imbarazzante. Stavamo riuscendo nel compito di non portare a casa una vittoria contro una squadra che riesce a giocare peggio di noi. Che è tutto dire. Tutto dire. Ma proprio tutto dire. Tra l'altro voglio sorvolare su quello che è stato l'arbitraggio, che secondo me è stato uno dei più brutti che io abbia mai visto in vita mia. Cioè, c'erano dei falli per il Perugia non fischiati, come dei falli per il Cagliari non fischiati. Una volta utilizzava un criterio, una volta un altro. Assurdo, veramente assurdo. Imbarazzante. Il livello della classe arbitrale italiana sta veramente degenerando. Ma di certo questo non è un problema. Notate bene, io non voglio quasi mai attaccarmi agli arbitri. Oggi lo faccio perché abbiamo vinto, ok? Ma ci sarebbe anche lì da discuterne per anni e anni della merda che c'è a dirigere le partite, perché fanno veramente schifo. Io, ragazzi, non so che dirvi. Cioè, più di questo non so veramente cosa dirvi. Adesso io spero che si cambi rotta. È l'unica cosa che voglio adesso. Domenica avremo il Palermo e saremo a vedere. Però vi chiedo e mi chiedo, dopo questa vittoria, dovrei essere felice.